Gran cassa di ottimismo per il Presidente del Consiglio Matteo Renzi a Verona. La giornata scaligera è iniziata con la visita del Premier alle principali attività produttive del territorio, Calzedonia e Aia. A Dossobuono Renzi ha inaugurato il nuovo auditorium aziendale che ospiterà non solo eventi legati al marchio, ma anche concerti e iniziative varie. L'Italia è più forte di come la raccontano, ha dichiarato, quindi un passaggio a San Martino Buonalbergo, alla sede Aia di una delle più grandi industrie alimentari nazionali, per poi arrivare in Fiera Verona al Vinitaly. 50 anni che si celebrano come punto di partenza di uno sviluppo, ha detto. Vinitaly ha tutte le condizioni per essere una realtà straordinaria anche sul futuro, noi ci stiamo lavorando. Lo Stato ci crede, il Ministro Martina è in prima fila in questa direzione e credo che le prossime sfide che noi abbiamo di fronte vedranno finalmente questo Paese tornare a fare squadra sulle questioni anche dell'agroalimentare. Io sono venuto qua nel 2014, eravamo a 4,9 miliardi di export sul vino, avevamo detto che saremmo cresciuti, siamo a 5,4 miliardi, 10% in più in 2 anni. L'obiettivo è quello di arrivare a 7 miliardi e mezzo nel 2020, eravamo a circa 30 miliardi di export di prodotti agroalimentari, siamo a 36,9. Il nostro obiettivo con il Ministro Martini è arrivare al 2020 e fare 50 miliardi di export agroalimentare. Gli accordi internazionali dall'America alla Cina vanno in questa direzione e allora senza tregua avanti tutta, perché questo settore può essere un settore che fa produzione e che riesce anche a creare posti di lavoro. Una visita blindatissima con la stampa tenuta a debita distanza, breve sosta allo stand della Regione Friuli Venezia Giulia, dove Renzi ha incontrato Deborah Serracchiani, presidente di Regione e vice segretario nazionale del PD. Con Jack Ma, fondatore di Alibaba, il sito cinese di commercio elettronico che movimenta l'80% degli acquisti online nel paese della Grande Muraglia. Nessun commento politico, solo scambio di battute con qualche visitatore. Romagna, Di dove? Di dove? Brisighella. Quindi sei vicino al confine anche Brisighella. Ora non si può fare una discussione seria. Comunque il messaggio ricevuto. Ci lavoriamo. No, mi raccomando, Bambi. Ciao Bambi. Ma non sono mancate nemmeno le contestazioni.